Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. La Russia ha chiuso completamente i rubinetti del gas all'Italia, nulli sino a ieri e anche oggi flussi destinati all'ENI attraverso l'entry point di Malborghetto Valbruna, una situazione che al momento non sta causando problemi nelle forniture. Nel Tarvisiano, se ieri non si fosse diffusa la notizia che Gazprom aveva sospeso completamente le consegne di gas attraverso l'Austria, nessuno avrebbe sollevato di certo il problema. Tutto infatti ha funzionato come sempre, grazie anche alle riserve di gas e a quello che arriva dall'Algeria. Le cause dello stop al flusso di gas, ha spiegato Gazprom in una nota, starebbero nel rifiuto dell'operatore austriaco di confermare le nomine di trasporto. Sia Eni che l'azienda statale russa hanno fatto sapere di essere al lavoro per riprendere i rifornimenti verso l'Italia, mentre Vienna ha negato di avere una qualche responsabilità nella questione. Nessun controllo armato invece all'altezza del gasdotto che passa dal Tarvisio, come spiegano fonti militari. I pattugliamenti sono dinamici, così come lo sono per altri siti considerati sensibili, ma è da escludersi per il momento qualsiasi tipo di sabotaggio. La diffusione del Covid-19 tra i bambini in età scolare sta portando a rivalutare l'obbligatorietà delle mascherine a scuola, anche se a detta della Presidente della Società Italiana di Pediatria Anna Maria Staiano, la vaccinazione resta al momento l'arma più importante. Scettici i presidi, che auspicano invece che l'utilizzo della mascherina a scuola sia soltanto un ricordo. Vaccinazione e mascherine ancora una volta come rimedio alla diffusione del contagio da Covid-19 nei bambini in età scolare. L'aumento della diffusione di virus proprio nei bimbi, segnalato dall'Istituto Superiore di Sanità, sta già facendo discutere sulla rivalutazione della misura dell'obbligo di utilizzo delle mascherine nelle scuole. A chiederlo è la Presidente della Società Italiana di Pediatria, Anna Maria Staiano, affermando che i dispositivi di protezione certamente giocano un ruolo importante nel limitare il contagio, anche perché in età pediatrica è comunque difficile mantenere un distanziamento. Al di sotto di 5 anni la mascherina non è mai stata prevista, ma con la ripresa delle infezioni nella fascia in età scolare, sottolinea Staiano, attendiamo delle indicazioni in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione e penso che la misura delle mascherine a scuola dovrebbe essere rivalutata, anche se la vaccinazione resta l'arma più sicura per combattere la diffusione del virus. La copertura però continua ad essere molto bassa, anche tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Scettica Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi del Friuli Venezia Giulia, che pur precisando che le scuole si devono assolutamente attenere alle direttive ministeriali, auspica che prevalga il buonsenso e nella prosecuzione dell'anno scolastico in un regime di libertà. Dobbiamo essere attenti, ha precisato, affinché la diffusione dei contagi da coronavirus resti limitata tra gli studenti, ma auspico che nelle scuole si continui a vivere con una certa normalità. Guardiamo adesso i numeri di oggi relativi alla pandemia da Covid-19, 752 nuovi contagi rilevati grazie a 3.720 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono 2 le persone attualmente ricoverate nel reparto di terapia intensiva, mentre 162 sono ricoverate in altri reparti ospedalieri. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi nella nostra regione. Il Movimento 5 Stelle, passiamo alla politica, si prepara alle prossime elezioni nel 2023, sono 2 gli appuntamenti elettorali in programma, le consultazioni regionali e quelle comunali di Udine. Il coordinatore regionale del Movimento Grillino, Luca Sut, apre a qualsiasi tipo di valutazione in merito a possibili alleanze, avvisa mai con il Partito Democratico, almeno che il segretario resti Letta. Il nuovo Movimento 5 Stelle è quello guidato da Giuseppe Conte, che alle ultime elezioni politiche ha totalizzato il 15% dei consensi, facendo ricredere chi dava il partito ormai per morto, si trova a dover fare i conti con la necessità di riorganizzarsi, soprattutto a livello locale. Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia si andrà al voto per rinnovare l'amministrazione regionale e quella comunale di Udine, 2 appuntamenti ai quali 5 Stelle non intendono rinunciare, ma come ci arriveranno? Decidendo di correre da soli, con un proprio candidato, oppure strizzando l'occhio a qualche partito? Nulla escluso, ed è di questo che si è parlato stamattina a Cussignacco nel corso dell'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, dove si sono gettate le basi per costituire un gruppo di lavoro che, guidato da Luca Sut, prepara i grillini in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per tutto quello che riguarda le alleanze al momento sono valutazioni che sono in corso. Io ho voluto uscire in questi giorni per rispondere a delle aperture che ci ha dato Verdi e Sinistra Italiana, proprio citandomi, quindi mi sembrava legittimo rispondere, ma sono tutte cose che valuteremo nel corso del tempo. Come abbiamo detto, con il PD a guida Letta noi non abbiamo nulla da spartire, perché ci riteniamo, come ci è stato appunto riconosciuto anche da Verdi e Sinistra Italiana, di essere progressisti ed
ecologisti, e vedremo anche qui in locale chi ci starà proprio su queste tematiche, perché sentire parlare di inceneritori per noi non è la vera transizione ecologica. A proposito di elezioni, il prossimo anno si vota in quel di Sacile. Il sindaco uscente Carlo Spagnol, sostenuto nel 2018 da Forza Italia e da una lista civica, auspica questa volta nell'unità del centrodestra. Il prossimo anno a Sacile si vota, con che scenario sindaco si apre dopo questo voto del 25 di settembre che ha incoronato Giorgia Meloni leader e probabilmente presidente del prossimo Consiglio? Il risultato nazionale è un risultato chiaro, netto, la vittoria del centrodestra. Naturalmente anche Forza Italia, il partito di cui faccio parte, ha un ruolo determinante. C'è da dire che però a livello locale non è corretto trasporre i risultati nazionali su quello che accade nelle comunità locali. Lo abbiamo visto anche nel recente passato, nelle ultime consultazioni a livello appunto locale. Dico che ci saranno grandi ragionamenti da porre in atto, soprattutto tra le segreterie di partito, che anche a Sacile si stanno riunendo per valutare una serie di aspetti di convergenza. Naturalmente sempre auspicabile l'unità del centrodestra, naturalmente con dei presupposti di programma e di lavoro che siano condivisi. E intanto questa mattina alla Dacia Arena di Udine si è tenuto il Graduation Day, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea alla presenza di parenti e amici per tutti i dipartimenti, circa 800 i laureati presenti alla seconda edizione della Kermesse. 800 laureati, accompagnati da familiari e amici, oltre ai 70 migliori laureati dell'università. È il secondo Graduation Day tenuto allo stadio di Udine. La cerimonia che festeggia la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati tra settembre 2021 e luglio 2022 e i migliori laureati con il sistema premiale d'Ateneo. Un momento in cui vogliamo dimostrare che siamo una comunità, lo dimostriamo a dire il vero tutti i giorni e l'abbiamo avuto modo anche durante i periodi più duri, più critici della pandemia. Ricordo che la prima edizione è stata fatta proprio per dare a tutti gli studenti che non avevano avuto la possibilità di farlo la soddisfazione di avere un momento di celebrazione. Anno ci si prospetta questo universitario, anche considerando il fatto che i rincari anche per voi sono un problema in più? Certo, è un momento difficile, noi stiamo già affrontando, per fortuna con una situazione economico-finanziaria di grande tranquillità per quanto ci riguarda, perché questo dipende naturalmente dalla gestione oculata che è stata fatta negli anni precedenti e che ci permette di affrontare con una certa tranquillità quello che stiamo facendo senza pregiudicare nessuna delle attività che avevamo programmato di fare, sia per gli studenti sia per l'attività di ricerca e il rapporto con il territorio. Emozionati e felici, è proprio il caso di dirlo, nel giorno della loro festa i laureati, dopo un impegnativo percorso di studi, hanno già le idee chiare sul loro futuro. Siamo un giorno di festa, dopo tanto sacrificio, tanti studi. Sì, io in particolare sono una vecchia studentessa perché quest'anno premiano anche i laureati 2019, quindi ormai sono un po' fuori dal mondo dell'università, però fa sempre piacere essere qua. Di dove sei? Udine. Tu? Anche io di Udine. È sicuramente una bellissima giornata perché dopo aver passato 2 anni, metà in pandemia, quindi che non si poteva andare all'università, comunque un bel modo di festeggiare, molto bello. Io mi sono laureata un anno fa, quindi anche per me è un po' strano tornare e rientrare nel mondo dell'Università di Udine, però è sicuramente una bella giornata. Modo per ritrovarsi anche. Esatto. Sì, un momento di incontro, ecco, di festa. Siamo tutte contente, ecco, di avere questa opportunità. In un futuro dove vi vedete? Allora, in un luogo di lavoro pieno di responsabilità, perché le responsabilità danno soddisfazione una volta che raggiungi un obiettivo e quindi mi piacerebbe trovarmi in questa situazione. Io ho iniziato la laurea magistrale e sto anche già lavorando, ho iniziato a fare il tirocinio e quindi in realtà mi vedo, sono già nel mondo del lavoro. Oggi è la festa dei nonni, auguri a tutti i nonni e soprattutto quelli che ci seguono sempre con affetto da casa. Vediamo come sono andate le celebrazioni, la manifestazione che è stata organizzata in quel di Udine.
La premiazione del concorso Nonno Più e lo spettacolo musicale nella domenica della festa dei nonni. A organizzare la 50 e più l'associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo di servizi nato e cresciuto all'interno di Confcommercio Imprese per l'Italia. I premi sono andati all'ex cestista Egidio Delle Vedove, al coordinatore della protezione civile di Udine Graziano Mesteroni e al presidente della Digas Paolo De Luca. 2 premi speciali sono stati assegnati a Adriano Lucci e Don Davide Larice. Una sorpresa bellissima anche per me, credo che sia stato premiato il nonno in quanto simbolo e comunque nonno impegnato, diciamo, nel sociale, nelle attività economiche, quindi attivo a 360 gradi. Io avevo paura di invecchiare, però adesso accarezzo la Senectus, la carezzo. Sono orgoglioso e ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare fino a questa età. Edizione da record e cambiamo decisamente argomento per Gusti di Frontiera Gorizia, più di 300 gli stand e migliaia di visitatori che hanno creato diverse code, in particolare nella serata di ieri. Per il prossimo anno l'amministrazione comunale sta pensando ad un ampliamento della manifestazione. Vediamo se... Colgo l'occasione per ringraziare principalmente i goriziani. I primi 2 giorni non ha avuto un tempo favorevole, c'è stata la pioggia, ma i goriziani e l'Interland, il primo Interland, hanno dimostrato che nella festa ci crede e abbiamo avuto comunque un bel movimento. Ieri e oggi è stato Gusti di Frontiera come sempre, quindi tanti visitatori, un grazie a tutti, continuate a visitarci fino a stasera. C'è la possibilità di ampliare questa manifestazione visto il successo di oggi? Beh, oggi quest'anno ha dimostrato che bisogna in qualche modo pensare a una ripenetrazione un po' più larga della festa. Non è semplice perché Gorizia è alquanto dislocata in centro con dei piccoli rioni e bisogna fare in modo di trovare dei nuovi posti senza che questo vada comunque a ledere la libertà dei cittadini, che comunque c'è qualcuno, pochi, ma non vogliono fare la festa e quindi bisogna comunque dare a loro la possibilità di vivere la normalità. Sicuramente da domani partiamo con i ragionamenti con gli uffici, con la polizia locale e con quant'altro in questi ragionamenti futuri. Trasformare in testimonianza tangibile il dolore della malattia fisica e l'indicibile sofferenza che porta con sé la scomparsa di un figlio in situazioni drammatiche è uno dei gesti più coraggiosi, generosi e alti che le vittime e i loro congiunti possono fare, un dono alla cittadinanza, un modo concreto per combattere la violenza e per sensibilizzare la comunità rispetto alla prevenzione e all'adozione di sani e corretti stili di vita. Sono le parole pronunciate dal vicepresidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, intervenuto questa mattina a Udine in prefettura alla presentazione del progetto Insieme per la Vita, promosso dall'Associazione Donne Operate al Seno. Nell'occasione Riccardi, ricordando la tragedia che ha colpito la famiglia di Nadia Orlandi, la ragazza di 21 anni uccisa la sera del 31 luglio del 2007 a Dignano dal fidanzato Francesco Mazzeca, ha voluto rivolgere un caloroso abbraccio ovviamente ai familiari e ai parenti della ragazza stessa. Chiudiamo con lo sport, emozionante vittoria ieri sera per la Web Gesteco che è la prima partita in A2 ha sconfitto Chieti 81-78, allora vediamo com'è andata in questo servizio. Ha portato bene alla Web Gesteco la divisa bianco-rossa utilizzata dalla truppa di coach Pillastrini per onorare Cividale alla prima partita della squadra in A2. Le Eagles, protagoniste di un finale al Cardiopalma, hanno battuto Chieti per 81-78 e il nuovo acquisto Giacomo Dell'Agnello è stato l'MVP dell'incontro con 20 punti a referto. Abbiamo giocato in un'atmosfera meravigliosa con un pubblico che ci ha trascinati alla vittoria. Questa è una cosa che contava, riuscire a essere competitivi in un campionato di livello più alto, lo siamo stati, abbiamo vinto la partita e siamo felici. Poi dopo ci sono tutte le altre considerazioni tecniche da fare, i miglioramenti che dovremo fare, ce ne sono davvero tanti, però intanto il primo tassello l'abbiamo messo e i nostri tifosi hanno potuto festeggiare con noi ed è tutto bellissimo. La prima partita nasconde sempre mille insidie e iniziare in casa contro una squadra, comunque hai ragione, accreditata più o meno con le tue stesse caratteristiche, è sempre molto difficile. In più, per la tradizione che abbiamo noi, il fatto che non mancasse un giocatore importante è
un disastro, perché quasi sempre quando manca un giocatore importante gli altri fanno di più, e succede sempre, infatti loro hanno tirato da 3 con percentuali altissime, e però alla fine abbiamo portato a casa la partita. Sono contentissimo ovviamente, speravo di un inizio con una bella vittoria, ovviamente è stata sofferta, sudata, ma non molliamo mai e questo deve essere il nostro credo dall'inizio alla fine. Ora ci godiamo questa vittoria, ma comunque ogni partita la dobbiamo prendere in questo modo qua. Tutti gli aggiornamenti sportivi nel corso della programmazione di Telefriuli. Era questa la nostra ultima notizia, grazie ancora per l'attenzione e un buon proseguimento di domenica.